Continuiamo il nostro racconto. Voi sapete che ogni festa ha l'ufficialità del suo saluto e quindi noi non possiamo iniziare questo incontro senza il sindaco che viene qui a dare il suo saluto, il suo benvenuto a tutti. Quindi un bel applauso per il sindaco. Eccolo qua. Permesso. Buonasera. Ma Come stai? io l'ho visto il sindaco stamattina, mi sembrava un po' diverso. Buonasera a tutti. No, è diverso, però i capelli ce li ha bianchi, capito? Ah. Beh, c'è da. Quando uno diventa canudo non c'è niente da fare, signor. Lo sa. Prova 2, 3. Io la sento, lei si Lei mi sente? No, mi sento. Le faccio i complimenti per l'abito. Anch'io per il suo. A che ora arriva la sposa? Arriverà, ma anche lei devo dire No, grazie a elegantissima. Dio, guarda. Oggi è la giornata della festa, ha messo l'abito della festa, come facevano le. Si intende di Biciocoso? O sta facendo saziecava, vero? È l'onda del vento che viene e che va. È l'onda del tramonto. L'onda del tramonto. Ascolti, sindaco, dica, io signor so Malongio. che lei è qua anche per dirci delle cose, Sì, perché certo, lei certo. amministra quale comunità? Guardi, io amministro con molto successo il comune di Scafingiu. È sempre... Sempre lì, siamo 15 anni sindaci per 34, faccio conto, ci sono dal dopoguerra. Quindi dopo so che ci parlerà un po' della sua attività amministrativa. Certo, ma no, guardi, mi fa piacere anche perché devo dare dei consigli alla cittadina di Monserrato che è allegra da Sugoro, capito? Allora facciamo una cosa. Mi dica. Io chiamerei subito l'altro sindaco. Ma quello che hanno votato. L'altro sindaco gli faremo fare il saluto. No, lei stia qua. Io penso che lui abbia il piacere di incontrarla sul palco. Mi Va bene? piacere anche perché voglio capire come si prendono i voti. Va bene. Intanto un applauso al sindaco di Monserrato. Buonasera a tutti. Là. Buonasera Tommaso sindaco. Locci. Ciao collega. Ciao. Quindi è maschietto. Fategli sì. un applauso che adesso vota. Grazie. Buonasera. Vero. Ti piace il ballottaggio, vero? Si vince facile, diciamo. Si vince facile, però bisogna aprire l'urna. È vero. Sindaco, è pericoloso il suo collega di Scafingiu. Si mette in mezzo, In mezzo dai. è siete pericolosi tutti No. e due. No. Io adesso lo metto un attimino a tacere. Mi metto qui da parte. No, stia qua, Mi metto 30 qui. secondi, Anche 50. perché così lui ha l'occasione di salutare davvero la tanta gente che è già arrivata e quella che nel frattempo arriverà. Prego. Grazie. Abbiamo lo stesso colore di capelli. Sì, oltretutto. infatti. Mi mancano gli occhiali. Però le regalo la piastra, così la prossima. Grazie. Volevo approfittare per ringraziare innanzitutto tutti quelli che sono presenti stasera, quelli che chiaramente hanno creduto in questo progetto, che è un'idea che era partita già dal 2016 ma che non siamo riusciti a realizzare. La nostra amministrazione, insieme a tutti quelli che si sono spesi, e sono tantissimi, gli uffici tecnici, i dirigenti, gli assessori, tutti, le associazioni, qua è pieno di associazioni che in maniera assolutamente gratuita sono venute a garantire la sicurezza, il comando della Polizia Municipale. Io farei un applauso a tutte queste persone che hanno e stanno garantendo la vostra sicurezza e la realizzazione di questo bell'evento. Non potevamo esimerci assolutamente da fare un riconoscimento anche a Cenzo. Cenzo ha portato Monserrato non solo in Sardegna ma anche in Italia, ed è una cosa importante che le amministrazioni devono in un certo qual modo riconoscere sempre qualcosa, perché è troppo facile ricevere. Molto spesso le amministrazioni ricevono e non riescono a dare niente in cambio. Noi abbiamo voluto regalare a tutti i cittadini di Monserrato, grazie ad Andrea ovviamente, alla sua famiglia, un momento importante per riconoscere a Cenzo quello che ha dato nel mondo della cultura e anche a noi cittadini monserratini che ci ha reso famosi in tutta Italia e in regione. Bravo. Quindi noi ringraziamo Andrea, ringraziamo tutti quelli che hanno permesso che noi realizzassimo soprattutto questo memorial a Monserrato. Io ci tenevo e finalmente siamo riusciti a farlo. Bravo. Se mi permette, sindaco, io proprio con lei presente e dopo riveleremo identità nascoste, per adesso il sindaco di Scafingiu, vorrei con me sul palco proprio Andrea Vadilonga. Un applauso fortissimo per Andrea, che ci raggiunge subito. Andrea.
E Sì, ci tengo proprio che lui anche arrivi perché adesso. A Scafingiu c'è questo motto. Da Qual è? quando Cenzo veniva a vendere le serate, noi dicevamo sempre: datti a Cenzo quello che è di Cenzo. Esatto. E adesso ad Andrea, Ad ciò Andrea, che quello che di gli Andrea. spetterà. Adesso ci raggiunge sul palco perché voglio che in questo momento d'apertura ci sia lui. Prego. Volevo salutare anche Edoardo Tocco, che è il presidente Ah. del Consiglio Comunale di Cagliari, il sindaco di Decimo, poi ci raggiungeranno un assessore regionale, dei consiglieri certo. regionali che ci tenevano perché conoscevano Cenzo, l'hanno Certo. sentito e verranno comunque qui. E quindi vi volevo ringraziare per la vostra presenza. Anche io, mi scusi. No, anche io, mi dispiace signor Tocco se non l'ho vista prima di essere picata in giro prima. Comunque c'è tempo per tutta la serata. Sì, perché c'è il rischio che torni sul palco. C'è il rischio. Lo dico come un buon augurio. No, ma anche il pericolo. Non ne abbia male. Eccolo qua, un applauso per Andrea. Ciao Edoardo. Oh! Andrea ovviamente ci accompagnerà nel corso di tutta la serata perché tanti amici sono qui per accompagnare questo viaggio a loro volta e quindi vogliamo che tu faccia solo un saluto adesso, poi più tardi avremo occasione di fermarci un pochino. Salve a tutti e vi ringrazio di essere già qui così numerosi presenti per questa bellissima manifestazione che abbiamo programmato quest'oggi. Un ringraziamento a Tommaso che mi ha accompagnato a questo, che ha sposato da subito questo progetto, da Giuliano e con tutti gli artisti La terra che non appartiene. hanno sposato questo progetto già da subito. Grazie Andrea. Noi adesso facciamo una cosa, tanto torniamo più tardi sul palco. Io chiamerei una signorina molto carina che è l'unica che riesce a gestire e addirittura ad intervistare il sindaco di Scafingiu. Sì, Shedada è quella che si sta prendendo questa croce. Allora un applauso per Alessia Simoncelli, abbiate pietà di lei. E anche di me. Arrivederci, sindaco. Mi raccomando le urne. Sempre aperte. Arrivederle, grazie. Ci vediamo tra poco. Ciao, grazie. Ciao. Buonasera sindaco, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera a tutti. Fategli un applauso che noi manco cancarata. Sindaco, allora facciamo Ciao. il contrario, che a me piace Sì. stare da questa parte. Mi piace mettersi da quella parte, Sì. vero? Ah. Come sta? Tutto bene? Bene. Mi dia un bacino che non la vedo da un sacco. Non mi vede da un sacco, c'è da detta. Com'è emozionato? Le piace? Guarda, questa dopo che è salita nel dopo che è sceso il sindaco mi sono emozionato. Vero? Sì. Venga più avanti. Cosa? Ha caldo lei oggi. Un pochettino. Vero? ha visto? Ah. È sintetico. Ha visto, signor Tocco? È sintetico, C'è vuole anche toccare? Edoardo. No, chiami No. il signor Tocco per toccare. No, guarda. No, il cognome è una garanzia. No. Edoardo Tocco. Tocco. Sindaco, allora, Come sta? cosa è Tutto bene? successo? In che che senso? cosa c'ha? Scusate, senza offesa, ma abbiamo molta confidenza. Cos'è questa cosa appendi vendi? Ma dette No. chi sono le signorine? No, questa cosa qua. Ma No, questa! ah, questo, no. Cos'è? Che Ah, cos'è? no, questo è il guinzaglio di Laika, c'è da detta. Laika, la mia cane. Il cagnolino! No, la cane. La cane, cane, signorina. Vabbè, È una- cagnolino. Ascolti, e dov'è? No, Laika si è persa, meschinetta. Come si è... No, ma sta scherzando? No, sindaco, venga più avanti, facciamo subito un appello. Quando è che si è persa? A febbraio. Cazzo no. A febbraio si è persa. E quindi? No, quindi cosa è successo? Mi ha chiamato un amico, mi hanno detto guarda che il cane è nel canile di Decimo Manno. Quindi io ho chiamato il canile di Decimo Manno che ha funti furbo, su capito? Sì. E dopo no, avete trovato una cane grigia? E lei mi ha detto sì, la cane è qui, venga tranquillamente a prenderla perché gli dobbiamo fare la contravvenzione, 300 euro e 50 per il... E dopo no, di Bighi Fuoco, boh, manca Santa Rega per andare. Quindi stamattina sono andato nel canile di Decimo, ho suonato il campanello, drin drin, Ma che cos'era? Eh? No, dico che cos'era. Campanello del canile. Ah, perché fa così? È in Saulada. Ah. Lei non è mai stata in questi paesi d'estate, d'estate dopo pranzo? No, cosa... Quando passa vicino ai portoni che di ferro che gli tocchi ti sbrucia la mano, cosa poi non è altra cosa, signori, Esatto. può vorrei vuliosi. Puliti. E quindi cosa... Quando lei passa, c'è il cane che fa dietro il portone che fa nell'asta da sempre una gomma, scimpro potete essere. Fateglielo. Fatemelo. Anche perché è vero comunque quel che Sì. dice. Signor Tocco, il suo barboncino le lascia uno dietro di Bau.
L'ultimo lo lascia. L'ultimo. C'ha un barboncino, signor Tocco, che si confonde. Adesso lasci stare, signor Tocco. No, vabbè. Stava raccontando, quindi cosa è Ah, successo? no, È entrato? Sono arrivato nel canile e gli ho Sì. detto alla signorina, dopo una buongiorno, ma sono venuto perché volevo adottare un cane. Sì. E lei mi ha detto, ah, ci fa piacere, anche perché, guardi, noi facciamo adottare tutti i cani che vuole, stiamo dando 50 euro al mese per 3 mesi per chi adotta un cane. Anda bene. Si vede su un giro nelle gabbie insieme a questa signorina, come arriviamo, guardando il cane, come arriviamo davanti alla gabbia di Laika, questa scimpra mi ha riconosciuto e comincia e questa mano, ma è il suo il cane, mai più. Ma Mai, come? mai visto. Anzi, da panà, siccome mi sta facendo le feste, prendo questa. Ho messo il guinzaglio Laika, l'ho riportata a casa, ma no, 150 euro su una sacchetta di crocchetta. Ma No. sta scherzando? Grazie, grazie. Cosa sta facendo? Stavo Cosa sta facendo? sto acclamando, benedicendo la folla. Sta lei, ma è un sindaco. Vabbè, ma dove adesso va? Non devo sapere. Vabbè. Comunque, allora, facciamo un appello serio Bravo. prima di salutarci, anche perché ci sono tantissimi artisti, giusto Giuliano? Facciamo un appello serio. Mi raccomando, amici, non abbandonate mai i vostri amici cani. Questo era un appello serio. Brava, brava. Giuliano, vieni qui. E io mi perché- associo assolutamente a Anche questo tu. appello fatto Certo. col cuore. Col cuore. O perlomeno, se li dovete abbandonare, li potete portare a Scraffingiu, che li stiamo dando amici di Quarto Sant'Elena che fanno una sagra, Scedauscher. Fanno la sagra. Stavamo facendo un Noi appello- siamo seri, è lui che ci No, fa no, È sempre... una cosa seria, signor Ma che Barone. sagra è? È sta sagra del suschidone sbuido, questo qui c'è in flissint. Quindi non passate il giorno della sagra, anche voi. Comunque va bene. Sì. Io lascio lo spazio agli altri artisti, agli altri sindaci, a Sibiri Bringius. Un applauso forte a Alessia Simoncelli e il sindaco di Scraffingiu. Arrivederci, arrivederci.